Il tema di oggi riguarda un po' il futuro che ci attende, anche in occasione delle elezioni europee si tende a guardare da un certo punto di vista un po' più larghi e da un altro punto di vista un po' più lontani nel tempo. Allora sotto questo profilo bisogna cominciare a rendersi bene conto in che cosa il XXI secolo è diverso dal XX secolo, che è un esercizio che io suggerisco a tutti e che poco facciamo, un po' perché siamo tutti conservatori, per cui tendiamo a pensare con una sorta di lungo continuità, no? Come se le cose fossero identiche agli anni 80, agli anni 90 del secolo scorso, mentre il cambiamento è molto radicale e inatteso. In questo cambiamento radicale e inatteso l'Europa ha perso, in un confronto strategico in cui Stati Uniti, India, Cina, Giappone sono risultati nettamente più efficaci di noi. E qual è il punto? Il punto è che la rivoluzione digitale è stata molto più potente e radicale di quanto nessuno di noi potesse immaginare, compreso io, anch'io non avevo assolutamente immaginato un futuro del genere e di conseguenza bisogna rapidamente abituarsi. Abituarsi significa aver chiaro che il futuro è tutto delle alte professionalità. Senza alta professionalità non si va da nessuna parte. Se poi le alte professionalità sono anche liberi professionisti o sono alte professionalità in azienda, ne discutiamo. Ma innanzitutto la professione, la professionalità elevata, ovvero collegata al titolo di studio, è centrale. In secondo luogo, collegato a questo, la formazione continua. È evidente che con quel che ci aspetta nei prossimi anni o c'è un aggiornamento continuo oppure anche queste alte professionalità vengono immediatamente spiazzate. E questo riguarda non solo la formazione continua dei dipendenti, ma anche la formazione continua dei liberi professionisti. No? Allora, tanto per essere molto chiari, la domanda da farci è se i fondi interprofessionali debbano davvero occuparsi solo dei dipendenti o se invece non debbano dare il loro servizio anche ai titolari di impresa, no? Proprio per questa necessità strategica nuova che c'è in questo momento, no? Specie se noi pensiamo a uno studio professionale dove la differenza di competenze tra il dipendente e il titolare rischia di essere un problema. Altro tema di comprensione è quella delle dimensioni aziendali, cioè come far crescere le dimensioni degli studi professionali, perché è evidente, proprio collegata alla rivoluzione digitale, che si va verso una integrazione delle competenze, quindi multidisciplinarietà all'interno degli studi, che siano dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, oppure dei medici, oppure degli ingegneri e degli architetti. L'idea è di aumentare la concentrazione delle competenze e contemporaneamente, per essere più efficienti, aumentarne le dimensioni. Allora, io non sono un tecnico del settore, ma proprio a chi se ne occupa rivolgo la domanda: quali strumenti possono favorire una crescita dimensionale degli studi professionali? Quindi le due cose che io porrei al centro è formazione, dimensioni, in modo da garantire l'accesso il più rapido e più elevato possibile alle nuove tecnologie.